Dopo aver partecipato alla Santa Messa del Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta, celebrata da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo di Ventimiglia, Sanremo e cappellano capo, il neosindaco Luigi Brugnaro si è recato allo Stadio Penzo, dove la Curva Sud aveva organizzato un torneo giovanile. 2 ore di messa cantata, in latino. Allora mi scuso il ritardo, ma appunto impegni istituzionali. Allora qua dobbiamo in qualche modo tutti insieme risolvere questa cosa del calcio Venezia. Allora stiamo aspettando le ultime novità, non so se da Mosca o da qualche posto lontano del mondo. Non siamo molto fiduciosi, però giusto aspettare il responso di una società privata che ha tutto il diritto di poter trovare i soldi per salvare il calcio Venezia. Sicuramente il calcio Venezia è la squadra della città e insomma a Mestre e a Venezia qui sono loro. A Mestre c'è l'esperienza del Baracca, l'amministrazione entrambi, ho già detto, sarà insieme, sarà vicina allo sport, per cui se non dovesse essere che il privato, il russo o chi per lui non trova i soldi, bisognerà per forza controllare, verificare la disponibilità di qualcuno o di qualcuni, facendo delle cordate, per ripartire dalla Serie D, perché Venezia ha diritto ad avere il calcio, insomma. E abbiamo anche diritto a non avere i buffoni che sono arrivati fino adesso. Voglia di ripartire dunque, nonostante la situazione economica del comune sia disastrosa, il sindaco Brugnaro prende comunque l'impegno di fare il possibile per aiutare il calcio Venezia. E insieme a tutti i ragazzi, anche se sono sempre in curva, vento, pioggia, sole, dobbiamo con umiltà e coraggio ripartire. Non so come, perché il comune non ha soldi da mettere sul calcio, questo è evidente, sarebbe un insulto all'intelligenza delle persone per come è messo il comune, però il sindaco e tutta l'amministrazione darà una mano in tutti i modi per trovare cordate, persone, per stare vicino alla squadra, ai ragazzi soprattutto che devono avere un futuro nello sport, insomma. Noi lo facciamo per i ragazzi.